Io ero alla cassa con una cliente che stavo parlando e ho visto questa macchina che piano piano si è accasciata proprio sull'argine. Pochi secondi e lo schianto dopo che l'auto era uscita di strada. Ore 10:15, via Mattei, in una Maser che in queste ore continua a piangere la morte di Vittoria De Paoli, un'altra tragedia colpisce il paese. Stavolta però è un dramma che rompe in due comunità. Alla guida della vettura diventata una tomba, infatti, c'era Maria Grazia Marcon, 69enne di Cairano San Marco e conosciutissima nel suo paese. Date le testimonianze, come quella della signora Quagliotto che gestisce un salone di bellezza vicino alla strada, c'è probabilmente un malore all'origine della fatale sterzata. Non sarebbe spiegabile altrimenti la manovra che ha fatto uscire di carreggiata l'auto della donna. Sono stati momenti drammatici. E ho chiesto ai miei ragazzi, ho urlato di andare a soccorrere perché vedevo un sacco di macchine passare e nessuno si fermava. E allora Alessandro e Emanuela sono corsi perché io sono terrorizzata dal sangue. E fatalità, avevamo una cliente sotto un servizio tecnico che è infermiera in cardiologia a Castelfranco, quindi è soccorsa anche lei e con lei naturalmente, con tutte le precauzioni, hanno tirato fuori la signora, ma era già... Ci dispiace tantissimo perché volevamo essere i salvatori oggi di questa signora, ma... Nel frattempo era già stato chiamato il SUEM sul posto poco dopo con i vigili del fuoco e la polizia locale. Rilievi affidati alle forze dell'ordine, mentre la notizia in poco tempo è rimbalzata da Maser a Cairano San Marco, gettando nella disperazione la famiglia di Maria Grazia, a partire dal marito Giancarlo Pontini, storico titolare dell'omonima azienda di design della moda, in particolare della scarpa, vanto del distretto della calzatura trevigiana e molto attivo nel sociale. La moglie era sempre con lui, una coppia affiatata, ricorda addolorato Gianni Precoma, sindaco di Cairano, che raccoglie il cordoglio dell'intera comunità per la tragica fine della donna. A Maser intanto, chi ha assistito alla tragedia, oltre allo shock, ribadisce la rabbia per quanto ha visto nei momenti successivi al dramma. Quello che mi ha deluso è che saranno passate 30-40 macchine, non lo so, nessuno si è fermato.